258 incendi, 256 soccorsi a persona, un centinaio di incidenti stradali e 85 interventi per danni provocati dal maltempo. Sono queste le principali operazioni effettuate nell'ultimo anno dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bassano, che oggi, in occasione della patrona Santa Barbara, ha fatto il bilancio di 365 giorni di lavoro. Manteniamo un po' la statistica degli altri anni, circa 1 migliaio di interventi. Quest'anno c'è stato anche personale che per le loro competenze e per le loro specializzazioni sono intervenute a Rigopiano. Nel Bassanese l'intervento più impegnativo invece si è rivelato l'incendio alla Fiorese di Rossano Veneto. Lì c'è stata una precoce allarme che ha permesso che i soccorsi arrivassero in fretta e prendessero subito l'incendio e lo bloccassero dov'era, perché poi sarebbe potuto succedere veramente una tragedia. 28 uomini divisi in 4 turni, questo l'organico del distaccamento cittadino. Sufficiente per coprire le esigenze del Bassanese? Sì, noi riusciamo a coprire, diciamo che il Bassano è vicino anche a Castelfranco e a Cittadella, dove ci sono 2 distaccamenti a cui noi attingiamo quando abbiamo necessità. Sempre pronti in caso di emergenza e sempre disponibili, specie con i più piccoli, cui dedicano lezioni nelle scuole, i Vigili del Fuoco nel giorno della loro festa vogliono lanciare un messaggio. Quando noi partiamo non salutiamo i familiari vado al lavoro, diciamo sono in servizio, perché è un servizio che si tratta e per noi è un motivo di orgoglio prestare questo servizio con empatia e professionalità. Ecco, tutto questo. Quindi possono sempre contare sui Vigili del Fuoco.